vorrei parlare della presenza dei Templari in Sardegna. A livello di storia generale, l'argomento dei Templari, di quest'ordine cavalleresco arricchitosi nel corso dei secoli, sarebbe poi scomparso. Come vedremo con gli inizi del Trecento, la parabola discendente dei Templari sarà irreversibile, e quindi ci sarà una specie di quella che i latini chiamavano la damnatio memoriae, cioè un tentativo di cancellare la loro storia ritenuta troppo ingombrante. Ma vediamo per quanto riguarda la nostra isola. Per quanto riguarda la nostra isola, le fonti sono decisamente limitate, anche se negli ultimi tempi c'è un grande fiorire di ricerche, anche presenze di segni architettonici nelle varie chiese dell'isola, in particolar modo di quella che era giudicato d'Arborea. Sono in gran parte ricavate da citazioni di condaghi o da bolle o lettere pontificie che fanno riferimento alla presenza di quest'ordine cavalleresco spirituale nell'isola. Uno dei più importanti documenti del 200 è quello di Innocenzo III, dove si apprende che i cavalieri del Tempio ricevono un importante ruolo amministrativo, ruolo di collettori dei contributi per le crociate provenienti dalle rendite sarde. Si fa riferimento a nomi di Giovanni Lombardo 1218 come Magistri Templari e di Alberto Lombardo del 1236. Notevole ancora di più è la menzione che si trova rispetto all'ospedale del Tempio, cioè dall'ospedale dell'ordine dei Templari, che era destinatario di un lascito del testamento di Umbaldo Visconti, giudice di Torres e Gallura del 1238. Ora, questo documento si affianca anche alla bolla di Innocenzo IV, dove si fa esplicita menzione della presenza stabile dei Templari in Sardegna. Nella lettera il pontefice si spende per appoggiare un suo legato, ambasciatore, presso i vari giudici. Un'altra citazione è contenuta nella bolla di Alessandro IV, con la quale i cavalieri, insieme ai cistercensi, altro ordine monastico, e gli ospedalieri di San Giovanni di Gerusalemme, risultano esentati dalla contribuzione per il mantenimento del castello di Girapala. Negli ultimi anni della seconda metà del 200, Alessandro IV addirittura dà ai Templari, al priore del Tempio e a quello dell'ospedale, l'incarico di recarsi in Sardegna in qualità di nunzi per risolvere la controversia fra pisani e genovesi circa la città di Santa Gilla o Santa Igia, che poi purtroppo verrà distrutta. La fortuna dei Templari però finisce agli inizi del 300 e questo
non succede in Sardegna ma in Francia. Filippo IV il Bello, non volendo pagare le decime e volendo in qualche maniera distruggere il potere dei Templari, fa convocare un concilio e li fa condannare come eretici e spinge, dopo alcuni anni di tergiversazioni, il Papa Clemente V, anch'esso francese, a sciogliere l'ordine e a incamerare i beni dei Templari, e questo avverrà anche in Sardegna nel 1308 e dei depositari poi dei beni che verranno sottratti ai Templari di Sardegna verranno invece incaricati i vescovi dell'Arborea.